Buonasera a tutti e benvenuti amici e amiche. Oggi qui presente 28ª giornata di campionato regionale valido per la Serie C1. Si affrontano i padroni di casa del Palermo Futsal Club contro i Palermo Futsal 89ers. Partita importante soprattutto per, possiamo dire, almeno al fine della classifica, per gli ospiti, poiché ancora combattono per una posizione playoff, che ovviamente potrebbe dare una possibilità ai ragazzi per cercare di fare il salto di categoria. Per i padroni di casa invece gara importante perché ancora non hanno la matematica certezza di essere salvi, un punto ancora a tenere in ballo il risultato della stagione, quindi sicuramente importante per il rosanero riuscire a fare risultato in attesa di sapere il risultato anche della gara del Cefalù. Andiamo a descrivere le rose oggi convocate. Abbiamo per gli 89ers che intanto cominciano a giocare il primo pallone della gara con Cuscino Antonio, Mariolo, Muratore, Ferrante, Lapi, Chiappara, Megna, Strongoli, Pennino e Vassallo. Per il Palermo Futsal Club invece i convocati da Mister Gentile sono Mallia, La Fiura, Chinnici, Gennaro, Di Chiara, Meli, Lucchese, San Martino, Butera, Di Chiara, Lowati e Morrione. 89ers a gestire quindi il primo possesso. Buon il recupero di Lucchese che cerca con la punta di autolanciarsi. Ancora possesso per gli 89ers. Ragazzi maglia bianca cercano un cambio di gioco ad affrontare. Primo possesso per il Palermo Futsal Club con Lucchese che allarga verso Lowati, la finta, la giocata nella punta! Lowati e la rete 1-0 per il Palermo Futsal Club. Bravo Mario! Aspetta, Gemma, con calma. Uno. Seguilo, fa. Ora uomo, sempre a uomo. Sì, Gemmi! I Niners che provano a imbastire per cercare subito il pareggio. Il Futsal Club che tiene botta, cerca quindi di resistere alla ripartenza dei ragazzi in maglia bianca. Ora ancora i Niners, ottima la copertura di Lowati, gioca con Chinnici, al solito si rigira sul fazzoletto, palla verticale, trovato Gennaro contro due, cerca il numero, non riesce a passare, non ravvisa fallo il direttore di gara, occasione per i Niners, decide di calciare subito Megna, palla che si spegne abbondantemente a lato della porta difesa da Morrione, perché se con Chinnici giocata 1-2, per poco non trova il compagno Lucchese, di poco manca lo stop e quindi possesso per gli 89ers che possono rilanciarsi alla ricerca del pareggio. Quindi Pennino col possesso palla allarga verso Megna, ancora Strongoli cerca un numero in mezzo a tre, il raddoppio di Chinnici e Lowati non gli consente di raggiungere la porta difesa da Morrione, quindi palla lunga per Gennaro. Chinnici pressato il numero 10, sguardi in avanti, buona la copertura dei Niners che recuperano palle, un 2 contro 2, ancora Strongoli che cerca di trovare il buco per servire il compagno, decide di ricominciare dal capitan Lapi. Punta Lapi, gioco di suola, ancora verso Strongoli, la palla allargata, il mancino di Pennino, palla che si spegne in calcio d'angolo, ribattuta dalla difesa rosanero. E quindi angolo per i Niners. Strongoli. Posizione interessante, punta Gennaro il sinistro, cercava Lapi che sarà posto bene per Chinnici e una ripartenza per il Futsal Club con il capitano Chinnici che porta palla alla gara verso Lucchese, capitano La Fiura, possiamo dire, immagino dice Chinnici che in questo caso ne fa le veci, essendo ancora La Fiura ai box in attesa del cambio, quindi 89ers. Con Pennino che allarga verso Strongoli. Pardon, Strongoli adesso, prima era Megna. Poi allargata Capitan Lapi.
contro i due Chinnici. Ancora Pennino, palleggio sostenuto degli 89ers. I ragazzi in maglia bianca cercano di aggirare pazientemente la difesa del Palermo Futsal Club. Riescono a guadagnare metri, tutti nella metà campo del Palermo Futsal. Palla verticale verso Lapia, limite d'aria, lascia una palla geniale per Strongoli che non riesce a chiudere bene, probabilmente, anzi sicuramente, visto il calcio d'angolo, disturbato dall'intervento difensivo. Quindi là, pieno schema, la palla arretrata verso Pennino, cerca Strongoli, non lo trova, quindi Lucchese si dirige a se stesso, in attesa del momento del compagno, servito bene Lowati che cerca di rigirarsi in mezzo a due, non riesce, comunque possesso palla che rimane per la propria squadra, quindi Lucchese alla battuta, palla arretrata verso Chinnici, subito inseguito forte da Megna, ancora Chinnici, gioco di gambe, sempre Chinnici contro Megna, stavolta perde il possesso ma solo per un attimo, palla in sicurezza tra le mani di Morrione che vede il movimento di Gennaro, o premia, ancora Gennaro di spalle, trova lo scarico per Lowati, non si chiude l'1-2, ripartenza per gli 89ers, 3 contro 3, la palla allargata, c'è Pennino in posizione buona, grande chiusura di Lucchese, risultato che rimane inchiodato sull'1-0. La palla arretrata, bella la giocata di Strongoli, libera il sinistro, trova un muro davanti a sé, quindi Pennino, la palla in mezzo, pericoloso lo scarico, ancora per Strongoli, destro potente, al lato della porta di Morrione, non perde tempo, lancia subito Gennaro, ottima la copertura di Lapi che non riesce a tenere il pallone in campo. 89ers più che vivi nonostante all'inseguimento ancora il pareggio Chinnici, la palla verticale prima verso Gennaro che si gira benissimo il sinistro, segue col movimento delle braccia Cucina, palla che comunque finisce lateralmente alla porta, ancora 1-0 e 89ers che possono imbastire un'offensiva. Strongoli verso Pennino, vuole palla verticale verso il movimento di Strongoli che si era mosso bene, palla arretrata ora verso Megna, Pennino e poi Strongoli, si muove in avanti, cercano il passaggio dei compagni, chiuso bene dalla difesa avversaria, non riesce a trovare spazi le 89ers per impensierire Morrione, ma è ancora i 89ers, mantengono comunque il possesso di gioco. Si rinnova il palleggio, la palla allargata verso Lapi, finta di colpo, cerca di disorientare Gennaro che non cade, si gira molto bene, Lapi in mezzo a due, ancora Lapi, gioco di suola, mantiene il possesso, ancora lui, capitano, non resiste al pressing di Gennaro che vuole la giocata di suola, perde un attimo palla, allora Chinnici con forza rinvia, trova furbamente un rimpallo sull'avversario, quindi fallo laterale per i Futsal Club. Nuovamente fallo laterale. Lucchese è pronto alla battuta, la palla alta verso Gennaro, anticipa molto bene Pennino che può puntare Lowati, ancora Pennino, serie di finte, il 26 si libera molto bene il sinistro, pericoloso Pennino, più volte è riuscito per ora a puntare gli avversari, liberando anche il tiro, sebbene non sia riuscito a trovare la porta avversaria. Ancora Pennino, il sinistro nuovamente, quanto detto ora ancora riesce sempre più a tarare la conclusione su una deviazione, questa volta la palla che rimbalza sulla traversa e quindi calcio d'angolo con palla arretrata verso Strongoli, bella la palla per Lapi, l'1-2 non riesce, azione un po' confusa nella difesa Futsal Club, ma riescono a riconquistare il pallone, quindi Lowati in due davanti a lui, palla per Gennaro, anticipato nuovamente la Strongoli, grande giocata, c'è Lapi limite d'aria, non lo serve, perde il tempo su Morrione che esce benissimo e quindi ripartenza Futsal Club con Lucchese, è un 4 contro 3, non c'è tempo da perdere, Chinnici accelera, trova avanti Gennaro, il destro in mezzo, Lowati tutto solo, non trova più il passo, ma la palla resta lì e Lowati per il 2-0 per il Palermo Futsal Club, doppietta per il numero 98. Andiamo. Movimento, Rico. Bravo Mario. Bravissimo, bravo. Siamo pronti a ripartire, risultato quindi che vede di due lunghezze in vantaggio i padroni di casa, con 89ers che comunque hanno, se avessimo le statistiche come FIFA vedremo un'altissima percentuale di possesso palla, anche molti tiri, sebbene effettive poche occasioni da gol. Intanto Lucchese si gira molto bene, guadagna a tre quarti, Lucchese al centro del campo, palla generale per Lowati,
la botta cucina benissimo Larra Cocco. Probabilmente, se ho visto bene, possiamo segnalare un autogol, mi sembra, da parte della difesa, comunque confusionario, diciamo responsabili fino a un certo punto i difensori dei ragazzi in maglia bianca. Palla che rimbalza come un flipper dopo che colpisce la traversa dopo la parata di Cucina, risultato che quindi non conosce pietà in questi casi. 3-0 per il Palermo Futsal Club. Laterale. Quindi di Niners, palleggio sostenuto, bella la palla verticale verso Megna, prova la giocata verso la fine, non lo trova, quindi Lucchese si gira benissimo contro il capitano avversario, scivolata preziosa del numero 9, riesce molto bene a conquistare la palla, la giocata degli Niners che trovavano per un attimo solo Strongoli, che non, anzi pardon, Megna che non riesce nella zappata finale, reclamano per un fallo i ragazzi in maglia bianca. Sicuramente c'è stato un contrasto, probabilmente non ravvisato il direttore di gara, quindi Chinnici riesce a mettere una pezza dopo una bella incursione di Strongoli, quindi Pennino contro Lucchese, palla nuovamente per Megna, sguardo verso avanti, cerca probabilmente Lapi, alla fine una palla lasciata con la suola verso Strongoli che allarga per Pennino, può puntare il numero 26, pericoloso fino ad ora, ancora Pennino con la punta sul pressing di Lowati, trovato Megna, tiene botta sulla figura, molto bene, ricomincia, ancora i T-Niners che con calma gravitano attorno alla difesa del Palermo Futsal Club. Qua Pennino rischia un po' stesso palla, c'è Lowati, 3 contro 2, trova bene Lucchese in mezzo, ancora 3 per Lowati, tutto solo la Fiura, capita la Fiura, timbra il cartellino che oggi il risultato 4-0 per il Palermo Futsal Club, che soffrono ma tolgono benissimo botta. Vi perdonerete, non ho messo il segnalino del risultato sul 3-0, ovviamente adesso con la nuova firma di La Fiura ci portiamo sul 4-0 quando viene reclamato un time out da parte degli ospiti, mister che deve riportare all'ordine i propri ragazzi. Poker fino a qui del Palermo Futsal Club micidiale, vediamo come proseguirà la gara. Siamo tornati dopo il time out, risultato che vede in vantaggio il Palermo Futsal Club su 4-0. Per chi si fosse appena collegato, era stato chiamato un time out da parte degli 89ers, quindi degli ospiti, proprio sul quarto gol subito, siglato da Capitan La Fiura, quindi Pennino. Megna larga tutto per il neo entrato muratore, quindi Megna e Pennino, pericoloso sull'out di sinistra, può puntare Lucchese, ancora Pennino, l'accelerazione, la palla in mezzo, trova Di Chiara, appena entrato, anche cambio per le fila rosanero con Lowati che esce per lasciare spazio al numero 33. Richiede una precisazione, questo ha mettato molto bene, Lapi si è reggiato con un numero sul primo, turno sulla Fiura, però perde palla, quindi Palermo Futsal Club con un palleggio al sapore di pericolo, coinvolto anche Morrione che decide per una mossa classica nel calcio, che è il rinvio palla arrunzata quando la situazione si fa pericolosa. Tiene molto bene il pallone sulla linea del fallo laterale Pennino, quindi la palla allargata verso Muratore, sguardo verso Lapi, coperto bene da Chinnici, quindi costretto a ricominciare. Pennino, ancora Lapi, punta Chinnici, palla arretrata e nuovamente palleggio sulla linea della metà campo per gli 89ers. Muratore attende l'arrivo del compagno, servito quindi Menna, dall'altro lato Pennino che può puntare Di Chiara. Vediamo come risolverà questa situazione. Si muovono difensivamente molto bene i ragazzi del Palermo Futsal Club, che chiudono tutti gli spazi, costringono un palleggio sostenuto i ragazzi maglia bianca, geniale la palla imbucata per Megna, per qualche centimetro che il numero 23 non riesce a trovare la palla. Tanto richiamato all'ordine il direttore di gara degli Niners. Attendiamo un attimo per la ripresa del gioco.
ok, era stato richiamato, non era per un comportamento diciamo irregolare, ma perché Pennino era rimasto ferito durante lo scontro di gioco e il direttore ha richiesto che sciacquasse quantomeno la ferita prima di poter ricominciare, quindi dichiara bello l'1-2 con Chinnici, arriva il numero 33 velocissimo, trova Pennino davanti a sé, ancora Chinnici, sempre Pennino su di lui, lo costringe a un rinvio, conquistano palla gli 89ers. Megna, palla arretrata per Muratore, quindi Lapi aspetta se Megna, lo cerca, non lo trova, Lucchese vince il rimpallo, Lucchese attacco geniale per Dichiara che può partire, accelerazione numero 33, inseguito da Megna che non lo può trovare, la grande parete di Cucina che esce molto bene, ma è ancora Palermo Futsal Club con Lucchese contro 3, trova lo scarico per la Fiura, 1-2 con Dichiara, ancora Lucchese, a memoria cerca Chinnici, non era arrivato il movimento del compagno, forse palla un po' troppo a occhi chiusi, troppa fiducia nel numero 10 che non viene ripagata. Ora 89ers alla ricerca del primo gol, cerca di sporcare le reti ancora bianche di Morrione, ma Lucchese con un ulteriore pallone riconquistato, Di Chiara in mezzo a 3 accelera, costretto a un passaggio difficile verso Lucchese, c'è l'ottimo recupero di Pennino. Tanto Di Chiara esce per Dichiara, dicevo prima che richiedeva una precisazione perché giocano i due fratelli, è appena entrato Ethan, prima precedentemente entrato Andrea. Palla sempre per gli Ediners, finisce su Muratore, continua il palleggio, bella la palla imbucata verso Muratore, mette giù con la coscia, tiro non potentissimo, ben indirizzato, Morrione pronto alla presa, semplice per il numero 99, Dichiara qualche rischio anche Chinnici, stavolta lascia scorrere, Morrione si fa da parte per non sprecare l'unico tocco che gli è disponibile prima che il pallone sia toccato dagli avversari o che esca dalla linea del fallo laterale. Un leggero, rapido ripasso delle regole per chi non fosse troppo ferrato in questo senso. E ancora 89ers sulla linea di metacampo. Ah, ok, pardon, c'è stato un errore, non è Ethan Dichiara ma è Meli Ruggero che è appena entrato del cambio, quindi Ethan ancora deve entrare. Attendiamo questo momento romantico in cui i due fratelli possono calcare contemporaneamente il campo assieme. Non me ne avranno i ragazzi se ancora non li riconosco all'istante, diciamo, uno dei primi appuntamenti in cui ci incontriamo in queste telecronache. E quindi ora Chinnici volteggia, danza sul pallone, del possesso, un pallone arretrato che però arriva addirittura tra i piedi di Morrione, un altro lancio Dichiara a disturbare Cucina, quindi conquistano i Futsal Club un fallo laterale in posizione accattivante. Dichiara trova Meli, cerca la giocata, pressato da Pennino, quindi ancora Futsal Club molto bene, la Fiura lunga per Dichiara, vuole tornare 1-2, ma c'è la pronta copertura di Muratore, è un contropiede per gli 89ers, Muratore salta anche alla Fiura, Muratore trova Chinnici davanti a sé e guadagna sul rimpallo anche un fallo laterale, ottima la chiusura del numero 10. Fatte male Chinnici. E ora 89ers, buona posizione, cercato Pennino sulla sinistra, punta la Fiura, ancora Pennino il sinistro, cerca il diagonale, ben ribattuto da Morrione. Ora Meli inseguito dal appena entrato. Hanno il tempo i ragazzi per riconoscere. No, intanto si perde una palla brutta la Fiura. L'aveva riconquistata proprio Vassallo. Ecco, appena entrato. Non riescono a rendersi pericolosi i ragazzi degli 89ers. E quindi Futsal Club con Meli che deve battere. Chinnici va in conto. Ancora Chinnici lascia scorrere la palla. Rischia qualcosa su Vassallo. La palla largata per Dichiara, costretto a giocare di prima. Tu per tu vince un rimpallo. Ancora Dichiara, può partire la palla allargata. Ottima la copertura di Pennino. Scivolata. Devia verso il fallo laterale. Chinnici Dichiara 2 contro di lui, ancora Dichiara, vuole il numero mezzadura, non riesce, fallo di Vassallo ravvisato prontamente dal direttore di gara, vicinissimo al contrasto di gioco, quindi può con diciamo
con massima ragione avere contezza di quanto è successo e quindi di assegnare il fallo di gioco ai ragazzi del Futsal Club. Un altro fallo laterale, l'out di destra verso metà campo, gioca con la suola, Chinnici molto bene, cerca con la punta Gennaro, non riesce sull'intervento degli 89ers, recupera Meli, cerca lungo di Chiara, sbaglia il primo controllo, era un'altra occasione, quindi Muratore costretto a giocare contro Di Chiara in un fazzoletto. Muratore cerca molto bene, trova Pennino, ora Vassallo, escono bene gli 89ers, cambio di gioco verso Strongoli, guarda Pennino, infine lo serve, c'è Meli subito pronto su di lui, Pennino, la palla fra le gambe di Meli, sporcata ma che raggiunge comunque Strongoli, quindi ancora Pennino e Muratore si distendono nella metà campo avversaria, ragazzi maglia bianca, Muratore, Pennino che si gira benissimo su Meli, fallo fermato irregolarmente dal numero 21, si è giocato molto bene Pennino, arbitro anche in questo caso ben piazzato, fischia prontamente il fallo di gioco. Calcio di posizione interessante per gli 89ers, palla molto laterale sul loro out di sinistra, altezza diciamo sulla tre quarti, sulla linea che taglia il dischetto del tiro libero, palla arretrata verso Muratore. Verticale, bene, il palleggio trova Vassallo, quindi Strongoli ancora Vassallo, gioca con la sola, trova Pennino, dalla distanza il destro che colpisce il proprio compagno, Vassallo mi pare, e quindi possesso per il Futsal Club. Quindi Futsal Club verticale verso Gennaro, mette molto bene a terra, ora Gennaro scodella verso Meli, posizione difficile, Meli la finta, non riesce a tenere botta sul contesto di Vassallo, è un 3 contro 2 per gli 89ers, Muratore cambia tutto tra le gambe di Chinnici, non ci arriva Pennino per un non nulla. Altra occasione, diciamo un'occasione mi sembra eccessivo, diciamo azione, ecco, che poteva essere pericolosa per i ragazzi degli 89ers. Qua contrasto duro fra i due, palla che rimane là, ravvisato il calcio di punizione, battono gli 89ers, non sono il direttore che comunque giustamente indica a Gennaro di lasciare la distanza minima di regolamentare di gioco, lo spazio necessario alla battuta del calcio di punizione. Essendo che la palla è passata fra le gambe, immagino che per questo non sia stato ammonito, almeno a calcio 11 sicuramente così, immagino che il futsal sarà analoga a regola. Intanto è entrato pure Lucchese a tu per tu con Pennino che accelera sulla sinistra, Pennino sinistro, parte la palla che resta lì, Vassallo tra le gambe di Meli che salva tutto, quindi Marrione allo sguardo davanti verso i giocatori che partivano verso l'offensiva, invece lasciata lì per Chinnici e ancora per Futsal Club con Gennaro dietro di lui Muratore, sportella De Fredu, la palla lasciata per Chinnici inseguito da Strongoli che chiama il pressing dei compagni, Vassalli leggero in ritardo, può solo ribattere palla che si spegne a fondo campo. Palla allargata verso Gennaro, bello il gioco di Suola, tiene botta sul pressing di Muratore che gli ruba palla, ultimo tocco il numero 16, quindi 89ers con un'altra offensiva. Pennino sulla linea della metà campo, lascia per Muratore, ancora Pennino, troppo spazio per i bianchi, grande palla di Pennino, trova tutto solo Vassallo al secondo palo, deviazione Tapin vincente, risultato che si porta quindi sul 4-1, assopita in questo caso la difesa dei Palermo Futsal Club, tanto lo spazio per gli 89ers che non perdono occasione per pungere gli avversari e quindi, come dicevamo prima, sporcare le reti di Morrione. Intanto botta dura su Gennaro che rimane a terra, proteste da parte dei Palermo Futsal Club, sguardo gelido da parte dell'arbitro che silenzia immediatamente, dichiara molto efficace, devo dire. Siamo pronti a ricominciare con Lucchese, palla vicina per Chinnici, palla allungata, Strongoli per un attimo devia, non riesce a riconquistare il pallone, e Niners che sembrano galvanizzati dalla rete appena ottenuta, quindi Muratore mezza 2, numero del numero 7, la palla sul destro, cerca il primo palo, non lo trova, gesti di frustrazione, il numero 7 sarebbe stato un gran gol, numero mezza 2, come riconquista bene, riesce a liberarsi dal pressing avversario e quindi proprio Futsal Club con Morrione, palla allungata verso Gennaro, tiene molto bene col petto e giustamente gioco pericoloso da parte
del difensore degli 89ers, proteste dalle tribune, ma a mio avviso fallo ben ravvisato, giustamente indicato dal direttore di gara. Gioco pericoloso, non vorrei dire una castroneria, mi sembra che fosse pennino, ma vado a braccio a memoria, sicuramente il video mi potrà smentire o dare ragione. Comunque non sono stati utilizzati cartellini, fallo secondo me inequivocabile. Siamo pronti per ricominciare. Chinnici pronto alla battuta, zona complessa per cercare un calcio diretto. Gennaro piazzato sul secondo palo, vedete fatto lo schema, c'è un velo di Meli, si muove la barriera, tutto regolare secondo il direttore, palla che resta lì dopo la deviazione. Gennaro contro due, voleva forse una deviazione furbesca, cercando di calciare la palla allungata, comunque non c'è tempo per respirare. Cucina cerca subito, era partito Vassallo, poi la palla invece riconquistata da Chinnici, quindi Palme Futsal Club con Morrione. Altissimo il pressing degli 89ers, molto bene, aiutare i propri compagni. Gennaro trova Lucchese che si gira benissimo su Vassallo, ancora Lucchese, cercava la palla tra le gambe di Pennino, non riesce, Lucchese a combattere, riconquista la palla, il numero 22, trova Meli tutto solo, Meli il destro, scivolata di Muratore che si imbola alla difesa della propria porta, ancora Muratore, mantiene la lucidità, i nervi saldi, ricomincia verso Strongoli, trova bene, poi Pennino che voleva di nuovo il compagno, buona la difesa del Fermo Futsal Club. Qua leggerezza probabilmente di Meli, voleva un fallo sul pressing dell'avversario, palla che resta lì, poi trattenuta proprio da Meli, quindi giocata irregolare e fallo. Ok, pardon, era Butera. Scuserete anche stavolta, sono ragazzi nuovi per me, sto iniziando a riconoscerli adesso, quindi era Butera con il numero 25. Non lo devi segnare. Faccio pulsione in diretto, come più volte sottolineato dal direttore di gara. Muratore, la palla finta, una palla ritornata verso Vassallo, invece era una palla centrale, poi dopo il rimpallo Lucchese che può partire contro Cucina che esce dal pezzo, e Lucchese col lob, pallonetto morbido che supera Cucina che era uscito, kamikaze, quella che è stata una punizione che poteva essere utile per ridurre lo scarto. Per i ragazzi di 89ers non riescono a gestire bene la situazione, schema che non riesce. Morrione, anzi pardon, c'era stato il rilancio, non mi pare fosse un rinvio di Morrione. Lucchese è prontissimo, reattivo, si fa trovare in posizione utile per affrontare Cucina e riesce con un delizioso pallonetto a siglare il 5-1. Quindi 89ers. Vassallo Muratore, Stromboli inseguito da Butera, ancora la palla per gli 89ers con l'appena entrato numero 6 Mariolo. E quindi ancora 89ers, proprio Mariolo si muove in mezzo, la palla invece è arretrata per Muratore, cerca il tiro di punta, segue con il corpo Morrione, abbozzato, molto abbozzato l'intervento, effettivamente non era richiesto alcun intervento e comunque pallone troppo alto, non sarebbe stato possibile raggiungerlo in un fazzoletto. Butera e Lucchese, forte, mi pare che fosse Vassallo, sì, che riconquistare palla, si lamenta, forse voleva un calcio di punizione e si va a chiarire con l'arbitro che gli spiega il perché della decisione. Quindi siamo pronti a ricominciare, attendiamo il fischio. Pronto, Lucchese, finisce la palla verticale verso Gennaro, di testa verso Butera, non trova il compagno e quindi pronto Mariolo per ricominciare verso Muratore, accelera Strongoli, ma è pronto l'intervento della difesa rosanera. Aspetta, ora è pazienza. Ancora i Tinaliers con Muratore, largo per Vassallo, col mancino, attende il movimento dei compagni, viene questa cerca di prima Mariolo, palla che non arriva, quindi Lucchese che si appresta alla battuta mentre i compagni si dispongono con Butera che si avvicina per la giocata, ma il pressing è altissimo degli 89ers. Chinnici viene incontro, palla che non può arrivare, lascia scorrere Mariolo, rischia qualcosa su Chinnici, poi il Cucina che tocca la palla in fallo laterale, poi la trascina un po' con sé furbamente, guadagna qualche secondo che consente ai compagni di riconquistare le posizioni e ordinarsi in difesa. Quindi Futsal Club con Butera forte in mezzo, cercava
Gennaro, palla che resta lì col tacco, Butera per Chinnici, la giocata vicino, non trova il compagno, era una bella palla, ma non si capiscono due. Muratore, uno dei più attivi degli tirarsi fino a qui, poi Muratore, molto bene con la conduzione palla, trova Vassallo che non stoppa in maniera felicissima il primo pallone, ne approfitta Chinnici, che trova benissimo Gennaro di prima, proprio verso Butera, la palla lagata nuovamente per Gennaro, capisce tutto Strongoli che attende l'arrivo dei compagni, ancora Strongoli, punto che verso le limite, ancora Strongoli in mezzo a due, Lucchese, ottima la copertura, ancora Strongoli, palla in mezzo, tutto solo per Mariolo, la fita su Morione che soffre la prima giocata di suola ma non si butta giù, rimane in piedi, come neanche in piedi, riesce a mantenere la posizione solo con la forza della parte superiore del corpo, rotazione del busto, interviene sull'avversario, intanto la palla generale di Lucchese verso Gennaro, l'altro pallonetto morbidissimo, 5-1, anzi 6-1 per il Palermo Futsal Club con Gennaro che sigla il cartellino. Da sottolineare la deliziosa palla di Lucchese, aveva addirittura fregato anche la lettura del mister che inizialmente si era lasciato andare in un clamoroso no, che poi però si è trasformato in una bellissima emozione perché era un passaggio al bacio per Gennaro che trasforma con grande classe in un ulteriore vantaggio per il Futsal Club. Quindi 89ers con Strongoli, arretrata la palla verso Muratore. Ora Megna che è rientrato, nuovo Muratore, stavolta Gennaro è molto vicini, Chinnici su Mariolo, quindi Muratore a giocare sul calcio d'angolo, trova benissimo con la punta Mariolo che allunga bene verso Megna, primo controllo infelice, allora Lucchese con energia a spazzare per evitare il rischio. Mariolo per l'arretrata, c'è pronto Strongoli, prende l'arrivo dei compagni, servito Muratore, Mariolo, Muratore, sostenuto il palleggio dei ragazzi in maglia bianca, nuovamente scambio di due giocatori, ben allargata verso Strongoli, costretto a giocare di spalle, torna verso la propria area di gioco per eludere il pressing di Chinnici, lo fa molto bene Strongoli ma perde un po' di metratura che aveva guadagnato la propria compagine. Muratore accenna un tiro, invece un passaggio per Mariolo che vuole un passaggio centrale, non trova nessuno, quindi in mezzo a due, la palla allargata verso la figura che intanto si era buttato avanti, passaggio leggermente arretrato, difficile trovarsi per la buona copertura dei bianchi, bella la palla scavettata verso Mariolo, quindi Lucchese sul palo laterale, le finte su Megna, si libera solo per un attimo, ancora di Niners, la palla per Megna, 2 contro 1, se ne accorge Megna, serve Muratore, la punta coperta benissimo da Chinnici, anche lui aveva ben letto l'inferiorità numerica, sul passaggio si sposta immediatamente a coprire lo specchio della porta davanti a Muratore e quindi 89ers con Strongoli, punta la figura. Strongoli tende la reazione dell'avversario per andare a liberare il destro, non riesce sulla buona copertura della figura, una serie di rimpalli, palla che resta lì, difficile il passaggio finale, palla che si spegne a fondo campo. Lucchese perde un attimo, palla arretrata, brutta, smozzicata, ci prova Strong a approfittare ma c'è Morrione con una clamorosa parata, quindi la figura vuole il tunnel, lo capisce Mariolo, palla che resta là e poi costretto Butera a allontanare il pallone. Ancora di Niners, Megna, pazienza, Strongoli, aspetto, Mariolo, muro, ancora di Niners, verso Muratore, Mariolo e palla per i Futsal Club, riesce bene la copertura difensiva. È finita che c'è no, tranquillo, no, scorremo no, allora vogliamo 4 secondi, allora 1, 2, 3 e 4. Una cosa deve fare, basta, stai calmo, pensa a giocare. la puoi anche elevare, ne mancano 4. Alla B. Siamo pronti a ricominciare dopo qualche protesta attendibilissima in queste fasi di gioco molto concitate, quando non c'è più tempo, almeno per la prima frazione di gara, risultato quindi che termina sul 6-1 per il primo tempo. Le squadre, ora che è arrivata anche un po' di pioggia, si ritirano verso gli spogliatoi, quantomeno i Futsal Club invece decidono di restare in panca i ragazzi degli 89ers.
attendiamo di scoprire quali sono le indicazioni dei mister per la seconda fase di gioco. A tra poco per il secondo tempo di Palermo Futsal Club, Palermo Futsal 89ers. È un derby dal peso specifico non quantificabile, quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum di Mister Infantino e la San Cataldese di Orazio Pidatella. In palio punti pesantissimi per la lotta per la salvezza. Parte meglio la formazione verde amaranto con questa iniziativa personale da parte di Russo, tiro cross insidioso respinto da Di Silvestro, poi l'azione prosegue senza successo sulla sinistra, risponde subito il Castrum Favara, imbeccato subito Nacio Varela che di testa non inquadra la porta, poi lavora bene soprattutto sulla prima pressione. La formazione oggi in tenuta bianca con Ecegoyen che mette in mezzo il pallone, colpo di testa e la palla che si perde fuori sul tentativo di lanza. Dall'altra parte cross con la palla che rimane in aria, la rovesciata tentata con la parata da parte di Di Silvestro, poi direttamente dal rinvio dell'estremo difensore Maravigna la palla arriva dalle parti di Suaré che incrocia col destro e c'è la parata a terra da parte di Silvestro, poi calcio di punizione con la palla che spiove un po' sulla traversa, un po' forse col tocco di Maravigna sul tentativo di tripicchio. Dall'altra parte il Castrum Favara ci prova anche a sinistra, conclusione di lanza bloccata dal portiere Maravigna. Con le immagini passiamo al secondo tempo, subito tentativo da parte di Tripicchio che ci prova quasi dalla linea di fondo, poi calcio di punizione per la San Cataldese, palla che impatta sulla traversa sul tentativo da parte di Russo, poi azione che sfuma sulla ribattuta. Dall'altra parte il cross per Valera viene ribattuto, conclusione volante e il miracolo da parte di Maravigna che manda la palla sulla traversa su questo tentativo dalla distanza da parte di Demin. Poi San Cataldese che ci prova ancora con Russo, con il cross diventa un tiro smanacciato, ma occhio al capolavoro da parte di Piazza, calcio di punizione perfetto del fantasista subentrato a ripresa iniziata, va sotto la tribuna del Bruccoleri a sentire l'urlo dei tifosi del Castrum Favara per un gol bellissimo ma anche pesantissimo ai fini del risultato e ai fini della lotta salvezza. Poi Piazza in contropiede potrebbe raddoppiare, ma tu per tu con Maravigna spreca clamorosamente. E però questa l'ultima azione della partita, arrivano i tre fischi, arriva un'altra vittoria per il Castrum Favara che inizia addirittura ad intravedere la possibilità di una salvezza diretta. Altra sconfitta bruciante per la San Cataldese di Pidatella. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Dopo le buone notizie giunte il giorno prima da Palermo, il Licata cerca nel primo match point il ritorno immediato in Serie D 12 mesi dopo la tragica retrocessione dello scorso anno. Si gioca in un Dino Liotta vestito a festa contro il Montelepre e per iniziare a fare festa non devono passare altro che 2 minuti quando su una rimessa laterale c'è un tocco con la mano visto dal direttore di gara, il signor Frigo della sezione arbitrale di Parma, ed è calcio di rigore per il Licata. Dal dischetto si presenta Calogero, la piana che batte Marino nonostante quest'ultimo intuisca ma non può arrivare. Allora dopo 3 minuti è già 1-0 per la squadra di Illo Bonfatto, il quale insieme a tutta la squadra va ad abbracciare Calogero la piana, il quale va direttamente da Santo Privitera. Poi l'esultanza sotto la curva, sotto i sostenitori della formazione giallo-blu. Poi dopo il gol si addormenta un po' il Licata, lascia l'iniziativa al Montelepre che ci prova con questo sinistro a giro da parte di Gaston Martinez, palla che si perde di poco fuori. Poi su questo lancio ancora l'ex attaccante tra le altre di Parma Valle Athletic Club Palermo si libera col sinistro, grande parata di Federico Valenti a dire di no, prova a reagire subito. Allora il Licata con questo calcio piazzato, colpo di testa su Vianisi e la parata da parte di Marino. Poi altro calcio piazzato dall'altra parte, cerca direttamente la porta alla piana, la parata di Marino poi riesce a salvare la difesa del Montelepre. Con le immagini passiamo al secondo tempo perché c'è subito una palla persa da parte di Palmisano, prova ad approfittarne Salernitana, apparecchia per Borgognone, sulla conclusione c'è la respinta. Poi ancora il numero 4 della formazione in maglia grigia che calcia al lato. Poi altro calcio di punizione, questa volta per il Montelepre. Sulla palla c'è Salerno ma soprattutto Gaston Martinez, sulla cui conclusione sul primo palo è attento Federico Valenti. Poi torna ad affacciarsi in avanti il Licata con la piana che mette questa palla in mezzo, c'è il colpo di tacco
e la palla che si perde di pochissimo fuori, ci ha provato Minacori. Poi ancora azione che si sviluppa a sinistra per il Licata, controllo e mancino all'angolino. Luca Palmisano, non poteva mancare la firma di uno dei grandi protagonisti di questa grande cavalcata del Licata. Poi Palmisano, mano sulla fronte, a cercare qualcuno in tribuna per festeggiare insieme alla sua gente, insieme ai tifosi del Licata per il punto del 2-0. Montelepre che non molla, ci prova con l'onore delle armi. Conclusione nettamente fuori da parte di Musso, direttamente sul calcio di punizione. Poi entra dalla panchina Arario, perché sì, in panchina c'è anche Arario. Tiro cross beffardo, la palla rimbalza 2 volte sulla traversa, poi sul palo, e alla fine Luca Palmisano col punto della doppietta, col punto del 3-0, che fa esplodere definitivamente il pubblico presente sugli spalti del Dino Liotta, perché poi dopo il tempo di recupero, dopo questo calcio di punizione per il Licata, arrivano i 3 fischi, i più attesi. E siamo ripartiti, amici e amiche di Sportisili. Appena cominciato il secondo tempo di Palermo Futsal Club, Palermo Futsal 89ers, con i secondi appena nominati, ospiti che si rendono subito pericolosi con una bella palla in mezzo, cercando Mariolo che non riesce a deviare la palla in porta. Ancora i 89ers nuovamente pericolosi, grande accelerazione di Pennino che sta mettendo in seria difficoltà la difesa dei Palermo Futsal Club, sebbene non riuscendo a pungere fino in fondo. Cerca Lapi al limite d'aria, palla che non arriva. Stai davanti, Mario, stai davanti, Mario. Pressing altissimo di Niners, il chiesa contro Pennino, il tacco delizioso per Mallia che tiene a botte il numero 7, 15, palla allungata proprio per Lucchesi, di testa Pennino verso Capitan Lapi, arretro nuovamente per il compagno. Quindi IT Niners ora in fase di palleggio, cercando lo spazio adatto a ridurre la distanza formatesi nel primo tempo tra le due squadre. Ancora Pennino tiene botte sul contrasto, trova Mariolo che può caricare il destro, è una finta, Mallia su di lui, infine parte il destro, Morrione attento, lancia subito proprio Mallia sulla sinistra, tiene bene botta su Strongoli solo per un attimo, poi perde il contrasto e quindi ancora 89ers. Lapi allarga tutto verso Mariolo, Pennino sulla sinistra, zona pericolosa, sinistro violento, Morrione a deviare il calcio d'angolo. Pennino contro Mallia, palla sul sinistro, deviata la palla che non consente così a Mariolo di deviare il pallone in porta. Era ben piazzato, palla deviata e spostata di 1 centimetro, quanto basta per fare sì che la palla sbatta sul tallone del giocatore dei Niners, numero 6. Intanto occasione va a calciare il numero 25 Strongoli, trova anche mi sa il piede di un avversario perché è dolorante dopo appunto il tiro. Quindi Pennino il sinistro trova la schiena di Chinnici, esce Morrione e tiene la palla in campo, quindi Morrione si butta avanti Mallia, lo cerca proprio Morrione, un assist al bacio, Mallia la mette giù di petto, Mallia contro Cucina, voleva anche lui deliziarci con un pallonetto, non riesce a trovare la porta difesa da Cucina. E quindi ancora i Niners con Lapi, allarga tutto, Strongoli punta Chinnici, la palla su destra violenta, Morrione, che parata signore e signori, ma come si allunga bene il numero 99, in una frazione di secondo riesce a distendersi e allungare la palla in angolo. Quindi ancora Mallia che riesce a riconquistare una bella palla e poi a conquistare calcio di punizione sulla spinta di Lapi, evidente la spinta del numero 9, ben ravvisata dal direttore di gara. Quindi Chinnici, palla morbida verso Mallia, inseguito da Mariolo, quindi ancora rettato da Chinnici sul pressing di Strongoli, rimessa dal fondo per il rosanero. Morrione, la palla allungata verso Lucchese, resta lì, Lapi al limite nel suo intervento, qualche protesta da parte di Futsal Club, allora Pennino che ha tanto spazio per cercare di rendersi pericoloso, scivola al momento del tiro verso l'altezza del dischetto del tiro libero. Comprensibilmente frustrato il numero 26, dopo tanti tiri aveva una bella occasione per segnare, ma il terreno di gioco non gli consente di essere efficace. Ancora Pennino contro Lucchese, 26 si allarga, calcia, c'è Lucchese pronto, quindi fallo laterale, ancora possesso, infatti fallo laterale. Mariolo Pennino, palla per
giocare Mallia, palla allargata un po' male verso Pennino, ne approfitta Lucchese, trova Chinnici, parte Mallia, 1-2 con Lucchese. Mi sento di poter dire che forse inizia a risentire un po' di stanchezza Lucchese dopo tanti scatti avvenuti nella prima frazione di gioco. Tanto entra Muratore per Mariolo, proprio lui subito servito da Pennino, allarga verso Lapi, gioca di spalle, scarica. Nuovamente Pennino largo sulla destra contro il Lucchese e Muratore. Si dispongono bene nel metacampo avversari, ragazzi. Maglia bianca, la punta improvvisa di Strongoli, buona la copertura di Mallia. Palla alla del Muratore, tanto spazio per ragionare, trova a fondo campo Pennino, la palla rasente proprio il fondo campo a cercare Lapi, non riesce a molto bene in mezzo a due. Ma non ero io, non ho gridato. No, hai gridato. Il fallo, intanto proteste troppo violente da parte dei giocatori dei Niners. Il direttore di gara ferma il gioco per un'ammonizione. 29, tieni. No, tieni spogliato, se così il regolamento. Cazzo! Aspettiamo di riprendere il gioco. Ovviamente tempo perso, come sapete dalla C1 si gioca col tempo, stoppato. Come sapete in C1 si gioca dal C1, si gioca col tempo effettivo, quindi è uno dei 3 direttori di gara che gestisce il cronometro. E quindi siamo pronti a ricominciare. Dai. Un Chinnici che indica il movimento tra i compagni. L'ultimo contro Chinnici, 1-2, vediamo se riesce. Bella palla scodellata, troppo alta, troppo forte. Il passaggio di Chinnici non trova Lucchese. Questa una mossa premiata ditta, molto allenata dal allenatore Gentile, cosiddetta nazionale. Dici molto bravo a gestire questa giocata, lo fa con un suo storico compagno di squadra che ha lì oggi assente, mi sa, nella rosa dei Futsal Club. Comunque si vede allenato, provato e che riesce molto bene. Intanto che gol di Strongoli, accorcia le distanze, 6-2, numero 25 sposta la palla, trova l'incrocio dei pali, non poteva fare niente Morrione. Risultato sul 6-2. Oh, però questo tempo è fermato bene. Io lo chiedo per favore. Non lo tenere, prendilo più. Futsal Club, posso giocare Chinnici sul pressing di Lapi, sposta la palla per un attimo, non trova il compagno in posizione avanzata. Andiamo, dai. Sali. Oh, dai. Velocizza. Pennino verso Muratore, trova Strongoli che ha appena fatto un gran gol, vediamo se tenta di nuovo la conclusione. Lapi in mezzo a 3, che poi la fantastica per Strongoli, la punta, stavolta Morrione attentissimo e lancia subito Lucchese, non c'è un attimo per respirare. Lucchese contro Muratore, si butta avanti Mallia, se ne è accorto Lucchese, bella la palla per il numero 7, primo controllo non pulitissimo, perde l'attimo per giocare, ne approfittano i Niners, ma malissimo perché la palla resta lì. Lucchese favorito da un rimpallo, esce cucina. Invece ragazzi era Chiappara in porta. Pardon, c'è stato cambio, era lui dall'inizio della gara, non lo so, solo ora mi sono accorto del numero di maglia non presente sul pantaloncino, quindi dichiara, prova la giocata no look, capisce tutto Lapi che porta in fallo laterale. L'azione poco fa abbastanza confusa, diverse occasioni di ripartenza per le due squadre, si risolve in un nulla di fatto. Intanto Chinnici scodella verso Mallia, ne approfitta molto bene Chiappara che serve Lapi, sguardo avanzato, decide di servire invece Pennino, raso terra sulla sinistra, ancora Pennino verso Lapi. Capitano numero 9, si stacca Strongoli, servito, trova Muratore, ancora Strongoli, ora Lapi, non capisce tutto Lucchese che intercetta l'ennesimo pallone, serve benissimo Chinnici, si lancia Lucchese, anche Mallia sulla destra, può puntare Pennino, ancora Mallia, serie di finte, trova bene Lucchese, calcio di prima, in spaccata, grande parata di Chiappara. Sottolineare il grande intervento del numero 20 che sembra avere trovato una buona condizione mentale nelle ultime azioni, prontissima alla sua risposta nelle ultime giocate. Ora dichiara. Evidente il cambio, palla che si sposta. Sfortunato, condizionato dalle condizioni del campo di gioco, dichiara, palla che si sposta al momento del calcio, ineccepibile la decisione del direttore di gara, quindi Pennino guarda tutto verso Muratore.
La palla arretrata, Pennino non può nulla sul pressing di Gennaro, la palla con l'esterna, bellissima per Di Chiara, arriva velocissimo Gennaro l'altra volta, se ne accorge Di Chiara, tutto solo Gennaro, il pallonetto, un altro spreco dei ragazzi del Como Futsal Club, sorriso sornione di Di Chiara, sperava di festeggiare col compagno l'ennesimo gol, cosa che non riesce, sprecone in questo caso Gennaro, speriamo che al termine della gara non ci sia di che rammaricarsi per questa occasione. Ancora Lucchese recupera l'ennesimo pallone, grande partita del numero 22, bellissima la giocata con Gennaro di prima per Di Chiara, tutto solo, un altro grande intervento di Cappara, fasi di gioco che non si trasformano di fatto in gol ma che ci stanno deliziando, ritmi elevatissimi, tante ripartenze, tante belle giocate di prima. Vediamo cosa ha ancora da mostrarci questo secondo tempo. Ci ha fatto sognare per un attimo Chinnici, è arrivata una buona coordinazione, tiro evidentemente sbagliato, addirittura finisce il fallo laterale. Quindi 89ers, muratore verso Lapi che gioca di spalle, Lapi, gioco di suola, trova Strongoli, è prontissimo Di Chiara a ribattere il fallo laterale. Ancora 89ers, Megna, per muratore contro lui Gennaro, può puntare, palla è arretrata verso Megna, si allarga Lapi, servito, gioca di spalle, si gira sul Lucchese, che ragazzi neanche a dirlo quello che sta combinando oggi Lucchese, soprattutto in difesa, ma in questo caso forse è troppo accarezzato dalle mie parole. Perde palla, ha dato Gennaro per Di Chiara, la palla è meravigliosa, Megni scivolata salva sulla linea, poi Gennaro per il 7-2. Non sbaglia il tapin, palla che resta lì, infatti sorriso col compagno, riescono comunque a trovare il gol i ragazzi del Futsal Club. Non ci fermiamo, dai raga! Pronti a ricominciare, il risultato sulle 7-2, conducono i padroni di casa e i Tigers che comunque non hanno intenzione di mollare. Ora con Megna, Gennaro su di lui, fisico, non riesce a recuperare la palla, bene allargato il pallone per Vassallo, la limite d'aria si muove, Strongoli non servito, c'era Megna al secondo palo, poi Gennaro inciampa quasi sul pallone, di fatto regala un fallo laterale e il possesso, ragazzi degli Niners, palla verticale verso Strongoli, quindi Megna trova un bel corridoio per muratore, spazio per caricare, trova Vassallo, larghissimo, pochissimo spazio per calciare, molto bene Morrione a coprire il primo palo, quindi ancora Vassallo, la palla forte, vuole fregare tutti ma c'è pronto Lucchese con una delle sue solite incursioni, la palla per Gennaro, passaggio troppo morbido verso Di Chiara, anticipa bene Cappara, poi ha l'occasione di ribattere in porta, nuovamente troppo morbido, questa volta il tiro, giustamente si arrabbia il coach, il Gentile, che vuole un po' più di, scusatemi il termine, tostaggine sotto porta quando arrivano le occasioni per cacciare il pallone in rete. Non arriva in questo caso, il risultato che rimane inchiodato su 7-2 quando viene chiamato un time out a tra poco per l'ultima parte del secondo tempo di Fermo Futsal Club, Fermo Futsal 89ers. Siamo tornati, amici e amiche di Sportissimi, come prevedibile, come attendibile in questi tipo di situazioni di gioco, quando si vengono a creare questi momenti di partita in cui il divario è abbondante, in cui il mister ritiene che sia una strategia efficace e adatta, ritengono i ragazzi delle Niners di iniziare a utilizzare il quinto, cosiddetto quinto, ovvero una sostituzione del portiere con un giocatore di movimento. Vedete in questo caso un muratore che sta vestendo la casacca azzurra, poiché il portiere designato
ma che, come potremo osservare, una volta partita la giocata cercherà di andarsi a ritagliare uno spazio nella metà campo avversaria. Per controbattere a questa strategia usano un pressing altissimo, ragazzi, il primo Futsal Club. Ora Strongoli e Pennino proprio a fare i conti con questa scelta, riescono a uscire benissimo col palleggio, un 3 contro 2, la palla in mezzo verso Megna, difficile il passaggio di Vassallo verso il compagno, quindi Gennaro che ha la sporta sguarnita, è stato velocissimo, era tornato Chiappara, se ne è accorto tardi, Di Chiara, c'è la porta sguarnita, Chinnici in mezzo a 2, ha finito la palla allargata molto bene verso Gennaro, voleva premiare il movimento di Lucchesi, la palla che non passa, buono la copertura difensiva di Strongoli, quindi Di Chiara, la laterale, la palla arretrata verso Chinnici. Lucchesi alla vicina viene servito, quindi ancora Chinnici, vuole 1-2, torna il passaggio, un po' troppo morbido, non c'è fuori secondo il direttore di gara, dolorante a terra Stromboli, ma i compagni non si fermano, vanno a inseguire il gol che poteva accorciare distanza e pardon era Vassallo che rimane a terra, ha fermato il gioco, infatti attendiamo di capire le sue condizioni, pronto a tornare in campo dopo l'aiuto del compagno Pennino, quindi Megna pronto alla battuta per gli 89ers, palla arretrata proprio per Pennino, schierato Muratore come portiere, giocatore aggiunto in questo caso, palleggio ora degli 89ers. Ricordiamo che questa è una giocata che consente di aumentare tunnel meraviglioso di Vassallo, palla in mezzo potentissima che prende spacca sul petto di Megna, tra il petto e il collo si tocca il numero 23 che non riesce a deviare in maniera decisiva il pallone. È stata grande la giocata di Vassallo, c'è stato un tunnel all'altezza del calcio d'angolo e una palla per l'appunto come appena descritto che poteva risultare pericolosissima per i Futsal Club. Quindi Strongoli e largo Muratore, ancora Pennino a gestire la palla verso Strongoli, trova ora Megna, cerca la palla forte in mezzo, trova il raddoppio di Chinnici e Di Chiara, ancora i T-Niners. Strongoli può pensare a calciare, invece cambio di gioco verso Muratore, la palla è centrale verso Pennino, può caricare il destro, Di Chiara col piede, poi Morrione sul rinvio, aveva cercato la porta sguarnita Di Chiara dalla propria area di rigore. Matteo, vieni da questo lato, Matteo, da qua, ai T-Niners. E ora ancora i T-Niners. Strongoli, Vassallo di prima, forte, la palla per Lucchese che pensa a calciare, tiro smozzicato, forse il reclamo una deviazione che non è avvenuta secondo il direttore, quindi ancora i T-Niners. Nino per Muratore è guadagnato il centrocampo dei T-Niners, pronti a giocare, la palla era violenta, di Stomio cercava Megna, ha il tempo per caricare, guardate la porta avversaria Chinnici, anche un leggero effetto poteva favorire la traiettoria del pallone che esce di qualche centimetro al lato del secondo palo, ma che quel che c'è, forse un centimetro, amici e amiche, e quindi ancora i T-Niners, la metà campo avversario, Muratore, Strongoli, Vassallo che può sfruttare il mancino da quell'angolo, Lucchese tocca ma non riesce a riconquistare Gennaro, con grande sacrificio tocca ma non riconquista, e quindi Chinnici a fare schermo, ora ancora Gennaro, ricordiamo la porta sguarnita, Lowati dalla distanza al sinistro, Lowati, il numero 98, 8-2 per il Palermo Futsal Club Seria ipoteca sul termine della gara per il Palermo Futsal Club. Secondo, fallo riposare, dai. Ci sono. Via, vieni, chi? E i T-Niners che si piazzano. Un Pennino che punta benissimo Lucchese, la bomba, Morrione in due tempi, ancora Morrione che toglie, fa sparire la palla da sotto i piedi di Vassallo, da coricata a terra, riesce con la suola lunga questa palla, intanto lancio bellissimo per Lowati, la grande uscita di Chiappara, qualche protesta, può essere al limite d'area, aree, zone di grigio per gli arbitri, decisione difficilissima, decidono di fare continuare il gioco e Lowati intanto riappare in difesa dopo che era arrivato davanti alla porta avversaria, quindi Gennaro a fare sportellate, perde palla su Strongoli, intervento evidentemente troppo energico, segnalato il fallo al direttore di gara, poi giustamente il direttore, a cui vanno i miei complimenti, non aveva uscito il cartellino fino a quel momento, non era stato un fallo così eccessivo, ma sulle proteste del numero 16, probabilmente in virtù di un piccolo diverbio
col giocatore a cui aveva regato il fallo, decide di uscire il cartellino giallo e ammonire. Decide quindi di ammonire proprio Gennaro, ma più per le proteste che quanto per l'azione di gioco, a mio avviso giustissima la scelta arbitrale. Ora i T-Niners che vogliono organizzarsi per capire come gestire questo calcio di punizione da posizione molto interessante, barriera sistemata da Morrione che sceglie per 2 uomini al limite d'aria con Lucchese sul palo. Ecco qua la barriera sfalsata tipica del futsal, si scambiano Chinnici e Lucchese che esce dalla parte, Chinnici va a prendere l'uomo, Pennino forte, trova Gennaro, poi Vassallo col sinistro, palla che non passa, quindi ancora Gennaro, scavetto a cercare Lowati, palla che non passa, Pennino di prima verso Vassallo, trova bene Megna che stoppa benissimo, cerca il piazzato ma neanche a dirlo, Morione è prontissimo, Lowati contro Strongoli, quindi Pennino in mezzo a 2, la Veronica, magia del numero 26, esce benissimo, un disimpegno di classe, trova Megna che però non trova la porta avversaria. Ora proprio il numero 23 si appresta a battere il fallo laterale verso Pennino, quindi Strongoli, ancora Pennino, altezza del dischetto del tiro libero, trova la controbattuta di Gennaro, ancora i T-Niners, larghissimo Vassallo, la palla arretrata, Pennino può caricare, arriva il destro, Morrione, grande parata, poi tiro di Muratore doppio, trova 2 volte la ribattuta di Lowati e poi trova Chinnici. Che sacrificio da parte dei Futsal Club, ragazzi. Penso che questa azione possa perfettamente riassumere la prestazione fatta oggi. Ovviamente il risultato che decanta molto bene le qualità messe oggi in campo per trovare ovviamente tutti questi gol, ma soprattutto da sottolineare il grande sacrificio di questi ragazzi che oggi ci hanno messo tantissimo cuore. Intanto Pennino durissimo a morire con un altro intervento, grande recupero, cerca Strongoli, non lo trova, poi Chinnici prova a mettersi in proprio qualche rischio su Megna, quindi Lucchese tutto solo Gennaro, arriva per l'1-2 Lucchese davanti alla porta sguarnita, risultato che va sul 9-2 col gol di Lucchese. Fabio! Porca miseria! Fabio, esci! Vaffanculo Dio! Vaffanculo Dio! Intanto ravvisiamo una espulsione ai danni del Palermo Futsal Club che è venuto a descrivere la sua decisione il direttore di gara. Sostanzialmente si è accorto di un gestaccio provocatorio da parte di Lucchese, non capiamo neanche bene, non abbiamo capito nei confronti di chi. Insomma, siamo d'accordo con la scelta del direttore di gara, si è ravvisato così, sicuramente questi tipi di gesti devono essere evitati, quindi partita che riprende sul 9-2 per il Palermo Futsal Club con un uomo in meno, 5 contro 4, ora a difendere il risultato di Rosanero, Pennino da lontanissimo, guadagnato fallo laterale, quindi Vassallo, Pennino di prima verso Lapi, primo controllo infelice, comunque mantiene il pallone a terra, ora ancora Pennino, può puntare Chinnici, palla per Lapi, ancora Pennino, numero 10, Chinnici. Andrea, devi allargare! E T-Niners, palla smozzicata al limite d'aria, Lapi a fare da gladiatore al limite d'aria sul pressing di Butera, fallo per il direttore di gara, poi penso ha ammonito proprio Butera perché ha allontanato il pallone dopo il fallo. Applica il regolamento, il direttore, c'è poco di che lamentarsi.
Santo! Apriti, non in meno! Siamo pronti a ricominciare dopo che il direttore segna il fallo di gioco. Va a considerare i falli accumulati fino a questo punto di gara. Giocatori tutti schierati in attesa del fischio di ripresa del gioco. Ricordiamo ovviamente il tempo fermo in questo minuto e siamo pronti a ricominciare. Avanza, Santo! Sistema nuovamente la barriera Morrione dopo che il direttore di gara ha ricontato i passi di distanza regolamentare tra la barriera stessa e il pallone. Pennino riconquista la concentrazione, si prepara a calciare, è un passaggio, uno schema con Vassallo, non riesce forse in maniera troppo efficace, comunque possesso palla per gli 89ers. Pennino allarga verso Strongoli, ancora Pennino, Vassallo, c'è Lapi in fondo, lo vede, Lapi, Pennino, Strongoli! Risultato che va sul 9-3, bellissima azione da parte dei 89ers, palleggio sostenuto che riesce a liberare Strongoli a tu per tu con Morrione, morbido il tocco che scavalca il portiere dei Futsal Club. (10-2), quindi risultato in questa ultima fase del secondo tempo di gioco. Attendiamo il fischio dell'arbitro per riprendere a giocare con la Fiura verso Chinnici. Le finte sull'Api, ancora Chinnici, cerca la punta, trova però Strongoli che è ben piazzato, palla allungata verso Vassallo e grande recupero di appena entrato Ethan di Chiara, numero 17. Sì. Cosa? 10-2 il gioco. Ha messo il gol alla 9-3, perdona. L'ultimo gol è stato segnato. 9-3. Grazie, ringrazio per l'attenzione. Sì, solo l'ultimo sbagliato. Intanto Morrione, grande parata sulla linea, la Fiura cerca la distanza, ora segnaliamo, aggiustiamo subito il tabellino di gioco. Palla arretrata con Strongoli verso Pennino. Perdonate, l'ultimo errore da 9-2 segnato il gol al Futsal Club, ovviamente deve essere segnato ai ragazzi degli 89ers. Andiamo subito a sistemare, non 10-2 ma 9-3. Quindi 89ers, solito palleggio sostenuto col quinto, serie di passaggi, palla allargata verso il solito Vassallo col sinistro, cerca la palla in mezzo, non la trova, azione confusionaria, 5 secondi sulla palla, alla fine ne approfitta Muratore alla limite d'aria, c'è Lowati che va a riconquistare il pallone solo per un attimo con Strongoli alla limite d'aria, il destro con la Fiura che ribatte. Risultato ora corretto, riaggiorniamo, stiamo 9-3, conducono i padroni di casa del Palermo Futsal Club. E quindi 89ers con Pennino, diamo il momento dei compagni, frustrato, uscite per un calcio dal limite d'aria, ben piazzati i difensori del Futsal Club, facile la ribattuta per il rosanero. E 89ers, Muratore Pennino, il solito 26, i palloni passano molto spesso tra i piedi di questo giocatore, infatti aveva trovato benissimo Vassallo che col tacco cerca di fregare Morrione, si distende molto bene alle spalle, il numero 29 riesce a difendere la propria porta e quindi Futsal Club, palla verticale verso la Fiura che viene incontro, c'è l'Api che tocca solo per un attimo, ancora la Fiura a possesso del pallone in mezzo a due, cerca e non trova Di Chiara, poi raddoppiato dallo stesso la Fiura, fallo laterale ora per i 89ers. Sfruttano nuovamente il quinto i ragazzi degli 89ers. Muratore con Pennino, c'è largo Vassallo che vuole palla, servito invece dall'altro lato Strongoli, ancora Pennino dalla distanza e Chinnici a fare scudo, Lowati da lontanissimo il destro, palla che fa nuovamente la palla al palo. Proteste da parte degli 89ers, reclamano forse per un tocco di mani, mentre il direttore di gara viene richiamato a gestire le panchine che stanno iniziando a scaldarsi, ma come ci si può aspettare comunque per l'agonismo che viene fuori in queste partite. Non so se
per quanto possa essere importante la mia opinione riguardo a quanto è avvenuto, immagino che i direttori non abbiano segnalato per il braccio raccolto vicino al corpo di Chinnici, o può essere che semplicemente non l'abbiano visto. Comunque può accadere per i direttori di gara di non riuscire a ravvisare tutto. Comunque comprensibili le proteste dei ragazzi in maglia bianca. Quindi ancora i T-Niners, alla fine la palla deviata da Chinnici resta quindi per le mani di Morrione, che proprio il rinvio dalla porta in direzione della porta avversaria tocca la rete superiore disturbato da Lapi, mi sembra, e quindi ancora i T-Niners con Pennino, Muratore, rinnovato lo scambio, ora coinvolto Strongoli sulla sinistra, sostenuto il palleggio degli T-Niners, ancora Chinnici a controbattere, ora a fare sportellate al limite d'aria, prima con Vassallo, poi con Lapi, con l'aiuto di Dichiara, ragazzo dell'Under, se ho capito bene, del Palermo Futsal Club, quindi ci fa un sacco piacere vedere spazio destinato ai più giovani per calcare questi importanti campi di gioco. Sempre un piacere vedere i ragazzi della scuola calcio, delle giovanili, riuscire a giocare con i propri compagni della prima squadra. E quindi ancora i T-Niners, ancora col punto uomo, ancora Muratore e Pennino a gestire all'altezza del dischetto del tiro libero, allargata la palla per Strongoli, fa un bel movimento, ancora Pennino, vediamo se carica, cerca Lapi, gioca con la suola, sempre il 26, Muratore ora, spazio trova Vassallo tutto solo, sinistro micidiale del 29 che accorcia il risultato adesso di 9-4, accorciano gli T-Niners. Di Futsal Club che ora stanno soffrendo la strategia del quinto dei 89ers, che stanno riuscendo molto bene a gestire palla. In questa occasione Morione uscita a vuoto, pericolosissimo, che copertura di La Fiura, defiance stavolta il numero 99 che aveva fatto fin qui un'ottima, se non perfetta gara. Comunque Graziato ci mette un cerotto, Capitan La Fiura, e allora Pennino dalla distanza, la deviazione proprio del numero 9 che avevamo appena nominato, calcio d'angolo ovviamente per gli ospiti. Vassallo vicino per Lapi, Pennino destro verso Strongoli, ci mette la zampa Chinnici, ancora Muratore con Strongoli allargato, a spazio per ragionare, pardon, con Pennino verso Strongoli, poi Muratore a contrasto con Chinnici, si gira solo per un attimo Strongoli, riconquista La Fiura, braccato da Muratore, il destro dalla distanza, Capitan La Fiura, sigla la doppia cifra, vantaggio di nuovo più 6 per il Futsal Club, risultato di 10-4. Quindi i T-Niners che stavano giocando sull'onda dell'entusiasmo di 2-3 gol trovati in questa fase di gioco, stava riuscendo molto bene il quinto, spezzato l'entusiasmo stesso dalla gran conclusione di La Fiura dalla distanza, tiene botta sul contesto di Muratore e riesce a trovare la porta sguarnita degli stessi. Intanto Muratore aveva provato un calcio a volo dopo che la palla si era alzata, ottima la copertura di Chinnici. Ora i T-Niners, era stato mandato La Fiura, riescono in qualche modo a metterci il cerotto, molto bene Lowati, tunnel di La Fiura, dentro il numero 98, tutto solo, ed è 11-4 il risultato per i Palermo Futsal Club. A sottolineare la grande freddezza di La Fiura, che nonostante la porta sguarnita, lui che il gol ce l'ha nel DNA, bomber di natura, in questo caso molto generoso col compagno di squadra, serve benissimo Lowati che ha tutto il tempo per stoppare, alzare la testa, prendere la mira e spedire la palla oltre la linea della porta avversaria. Ancora Lowati appena entrato, cerca un numero, stavolta voleva la palla tra le gambe di Muratore, non riesce ancora Lowati che non molla un centimetro, fallo. Seduti.
protesta sul fallo di Lowati, ma siamo pronti a ricominciare. 11-4 il parziale, con la palla gestita dagli 89ers. Muratore, Strongoli. Evidentemente ora un po' frustrati i giocatori di maglia bianca, hanno perso quella lucidità, quella brillantezza nel palleggio e nelle giocate che li aveva motivati nel cercare il pareggio, giustamente, direi comprensibilmente, dopo i gol arrivati dai ragazzi in maglia rosanero, distanza che si fa importante, quindi giustamente è più difficile trovare le energie e la chiarezza per fare le giocate giuste. Lowati recupera molto bene, salta l'avversario diretto, cercato ora di Chiara e Dan, molto bene con l'esterno, spazio per calciare, numero 17, salta 1, salta 2, poi perde palla sul contesto di Lapi, quindi Muratore in mezzo a 2, non riesce a superare Lowati, che ha la calma per ricominciare verso Chinnici, inseguita Muratore, il numero 10 non riesce a gestire, si trascina, mi sembrava si fosse trascinato la palla in calcio d'angolo, non secondo il direttore di gara, che ravvisa per una rimessa dal fondo, quindi la figura contro di lui Vassallo, giocata con la suola per nessuno, fallo laterale per gli 89ers. Quindi ancora i Niners, palleggio sostenuto verso la metà campo, trovato Lapi, movimento incontro di Vassallo, lascia invece palla per Muratore, Strongoli accelera sulla sinistra, su di lui Chinnici che lo segue, riesce comunque Strongoli a mettere il pallone in campo e a servire poi Vassallo. Muratore, ancora il numero 29, verso Strongoli, sulla di sinistra, solita posizione, cerca di liberare il destro, palla che non passa e poi ancora Chinnici con la punta, palla a fondo campo, quindi calcio d'angolo. Palla forte in mezzo, ancora il numero 10 ben piazzato. Bella la palla centrale, si gira molto bene Strongoli, poi Vassallo col sinistro accorciano le distanze i 89ers, il risultato adesso di 11-5. Ma ti stai zitto, coglione! Oh! Fischia, Girolamo, fischia! Andrea! Oh, Anata! Silenzio! Silenzio, veniamo qua, basta! Pronti a ricominciare dopo il time out chiamato dagli allenatori del primo futsal club. Siamo pronti a ricominciare, palla per il primo futsal per l'appunto, non riescono a gestire col palleggio questo pallone, quindi possesso per gli 89ers, un po' di maretta come ci si può attendere in queste ultime fasi di gioco, per quanto non ci piaccia, ovviamente non condividiamo questo tipo di atteggiamenti, purtroppo fanno anche parte di questo mondo che amiamo, che è il calcio, che porta con sé anche di queste dinamiche. Speriamo che poi il tutto sarà chiarito al termine della gara. Tanto giustamente ravvisato il fallo al direttore di gara, palla gestita molto bene dal numero 9, nasconde il pallone agli avversari, poi arriva un calcio da dietro, attento il direttore, fallo, penso che sia privo di una qualsivoglia tipo di polemica. Anto, levati, Anto, In Palermo Futsal Club, pronti alla battuta, Lowati e Chinnici si avvicinano al pallone, chiamato il momento dei compagni, è un velo di Lowati, quindi Chinnici alla battuta, cercato proprio Lowati sulla destra, bella la palla in mezzo, cercava il numero 21 Meli,
che non riesce a trovare il tapin, quindi l'Api corre qualche rischio, proprio Meli cerca un tunnel, non riesce, tiene bene palla Strongoli, palla Fiura, duro l'intervento. Senza calma, basta ragazzi, la partita è finita, minchia 11 a 5, fanno si partire. Fallo duro di La Fiura, suscita animate proteste da parte dei ragazzi di 89ers. Comunque fallo sicuramente dal importante coefficiente di energia utilizzata nello stesso, però diciamo anche abbastanza entro certi termini fallo di gioco, spallata comunque frontale sull'avversario che appunto ha avvisato il fallo al direttore di gara. Penso anche giallo arrivato ai confronti della Fiura, penso non ci fossero gli estremi per, diciamo, ecco, punire più di così l'intervento. Quindi Morione subito per Meli, largo sulla sinistra, palla per Chinnici, cercava il lancio di prima verso Luati, non riesce a giocare di prima, giocata dalla difficoltà tecnica molto elevata, in questo caso non riesce a imprimere la giusta direzione e forza al pallone Chinnici, e quindi 89ers con Muratore, passa al tunnel, prova a autolanciarsi, non riesce, ora c'è l'Api, tiene bene col corpo il possesso del pallone, quindi Muratore, poi Strongoli, ancora Muratore che può caricare il destro, Muratore guadagna l'angolo del campo di gioco per la palla in mezzo di tempi Morione, quindi Lowati che si accende, è partito Lowati, numero 99, il destro violento, accenna l'intervento di Cap, riesce ora i palloni finiti nel giardino accanto, ringraziano i vicini però partita che quindi attendiamo che torni il pallone in campo per ripartire con la gara, segnato il calcio d'angolo da parte del direttore di gara Chinnici che si è preso a prendere la battuta. Quindi Chinnici la palla forte in mezzo, lascia sfilare Lowati, arriva per Meli che non trova il primo stop, palla che resta lì, rinvio, quindi Morione facile, palla per Butera. Fermi. Quando mancano pochissimi secondi al termine della gara, quindi pressoché partita che esattamente ora arriva il tipice fischio di gara, partita terminata, splendida la gara, e ci dispiace per diciamo le ultime scintille tra le squadre, ma potete osservare come i giocatori ora vanno con rispetto a salutarsi, è quasi fisiologico nelle ultime battute di un campionato che porta con sé tante energie e tanto nervosismo, poi finisce tutto per l'arrivo del triplice fischio. Ringraziamo tutti per averci seguito, il risultato quindi finale che vede trionfare il Palermo Futsal Club con il festeggiamento, diciamo che al di fuori di ogni dubbio vede la felicità del DS, e quindi di nuovo salutiamo tutti, vi ringraziamo. Dicevamo partita che termina in 11-5, bellissima la gara, ampissimo il risultato, +6 per i padroni di casa nonostante la buona gara dei ragazzi in maglia bianca, e con questa vi salutiamo, grazie a tutti e alla prossima gara.